Oggi è un grandissimo evento, siamo onorati di essere in questa meravigliosa piazza che è la nostra piazza, la nostra città, Piazza Sordello, dove presentiamo una torta da 100 metri, 500 kg di peso, fatta con le migliori materie prime selezionate, mandorle a profusione, burro fresco, farina gialla, farina bianca e zucchero. E siamo orgogliosi di poter presentare questo dolce alla cittadinanza e anche a tutti gli ospiti che sono intervenuti quest'oggi. Ci dicono che la precedente fosse di più di 70 metri, forse qualcuno ha azzeccato anche una 97 metri. Diciamo che comunque noi proviamo oggi con i 100 metri. Il notaio Barosi oggi ha voluto onorarci della sua presenza, prenderà una cordella metrica di 100 metri e la posizionerà e farà le sue valutazioni per certificare insomma che ci stiamo riuscendo. Qua ci sono 100 metri da Guinness, 100 metri di professionalità, ma 100 metri di gusto, perché poi il bello è assaggiarla la torta, non è solo vederla e anche misurarla per ottenere il risultato. Ti diceva prima dell'impresa Bottoli, un'impresa storica, direi da 60 anni circa, che opera all'interno della nostra provincia nel settore del forno, prima dei dolci, ma hanno tutta una serie di prodotti veramente eccezionali e di buona qualità. Tra l'altro impresa che si sta ulteriormente ammodernando e sta pensando a un packaging veramente molto interessante che tende a eliminare la plastica. Sapete tutti che nell'oceano c'è un continente di plastica e quindi se si comincia a fare veramente qualcosa tutti noi, intanto facendo bene la raccolta differenziata, ma se soprattutto anche da parte delle aziende si comincia a mettere un po' meno in circolazione, credo che sia una cosa positiva. Ancora benvenuti a tutti e buona degustazione della torta. Bene. Allora, dalla rilevazione la misura complessiva della torta è di 101 metri e 5 centimetri. Abbiamo addirittura superato i 100 metri di 1,5 cm. Questo è il dato ufficiale, carta canta, di 1,5 metri, giustamente. Giusto, lui è Pignolino, no? È chiaro. E allora, quindi, 1, 2, 3, via! I nostri prodotti sono i prodotti tipici del territorio e la sbrisolona, credo che senza ombra di dubbio, fra i dolci che sono importantissimi nel panorama mantovano, la sbrisolona sia, credo, il dolce dove non c'è dubbio che sia nostro, anche se qualcuno verso Verona o Cremona tenta di imitarci, ma non è così, la sbrisolona è mantovana. Oggi è una situazione eccezionale che caratterizza sicuramente questa piazza meravigliosa. È pieno di turisti sicuramente, ma immagino anche tanti mantovani affezionati sicuramente alla sbrisolona. Grande ringraziamento alla ditta Bottoli per l'opportunità di aver presentato questa sbrisolona lunga addirittura 101,5 metri, se ho ben capito dal notaio. Io come vicepresidente Mantova Tourism mi sono impegnato insieme al comune e insieme ai miei soci dell'associazione a supportare naturalmente il territorio, soprattutto sotto il punto di vista dell'operatività, quindi dell'accoglienza, dei servizi che ci possono essere a disposizione del turista qualora arrivasse a Mantova e avesse bisogno di accoglienza. Il prossimo weekend ci sarà un appuntamento molto importante con l'opera del maestro Siriano. Io sono entusiasta perché naturalmente immaginavo che avesse successo, ma tanta gente così è un bel colpo sicuramente per Mantova, che comunque ha bisogno di visibilità e di promozione sicuramente. E con una buona sinergia fra le parti sicuramente si potrà fare un ottimo lavoro in futuro.